questo possesso con la Commare. Famà ancora impressione, aggressivo, va via ancora Simone Famà, gran lavoro. Può mettere il cross, a rimarco c'è Girgenti, cross basso, telefonato per Rosconi che può bloccare. Ordóñez. C'è chi il pallone dentro l'area, respinto, poi Ballariano, prova da fuori col mancino. Non era una cattiva idea. Colpito la Commare, ancora Bagheria però. Ballariano, traversata a tre quarti, pallone allontanato. Può raccogliere Ordóñez, 1 contro 1, finta di Ordóñez, sinistro! Largo. Può iniziare a fare il Bagheria. Barriera 2. Caracappa calci in mezzo. Uno schema per il movimento a staccarsi di Ordóñez che ha calciato il giallo. No look addirittura per servire a Commare, per in verticale per il Sabdul sotto la posizione regolare. Mustaccia! Arriva a rimorchio la terra di nessuno e prende la traversa sull'assist di Sabdul Basit. Largo c'è Seria, pallone invece dall'altra parte per Basit, poi il controllo numero 7, punta Ballariano, lo salta con il numero Basit in area, destro, Cannizzaro! E poi ho confusione aerea, Guaiano a terra, non calcia nessuno, Mustaccia, fallo in attacco alla fine. Diciamo che è stato un fattore, una chiave tattica del primo tempo. Occhio qui al sinistro di Seria, ha smorzato Cannizzaro facile. Cerca la soluzione diretta in porta. 3 in barriera. Girgenti infatti cerca questa conclusione, occhio al braccio attaccato, poi arriva Picone! Con un gran destro, è entrato dalla panchina, ci pensa lui per portare in vantaggio il Bagheria su questa palla a rimorchio, destro perfetto di controbalzo, resta completamente immobile Ionuzzando, il Bagheria è in vantaggio, ha tolto Famà per mettere lui e diciamo che la bravura nei cambi per qui, Fallacci di Giorgio che è già ammonito e qui il secondo giallo non glielo leva nessuno perché l'ha già in mano il direttore di gara. È partita che allora cambia radicalmente, rosso per Manfredi di Giorgio, calcio d'angolo, batte Mustaccia dentro, colpo di testa, ha preso un buon terzo tempo il Sabdulkader, anzi Abundiaie. Adesso in assetto d'attacco la difesa alta il San Vito, Guaiana prolunga per Basit che ancora una volta corre sulla destra, metti cross basso, prova ad allungarsi Omar Diop, non arriva su questo pallone. Girgenti contro 2 per affosciare questo pallone, viene attaccato da Bundiaie che è già ammonito, giallo anche per lui e il secondo, e il San Vito Lo Capo chiude la partita in 9 contro 11, in ritardo anche a Bundiaie. Arbitro il fischietti in bocca, finisce al Comunale, ha vinto il Bagheria, ha vinto per 1-0, decide il gol al 7° del secondo tempo di Gabriele Picone.